Ennesimo giorno di pioggia sopra lo stadio comunale di San Desiderio, dove si terrà per la 24esima giornata di promozione B l'incontro fra San Desiderio e Moconesi. I padroni di casa, un solo punto per togliersi dal pantano della zona playout, cercano punti insperati contro la capolista, che non perde da ben 9 giornate. Gli uomini di Mauro Foppiano difatti sono a caccia di 3 punti per non avere sorprese indesiderate in questa trasferta e avranno gli occhi puntati sul big match delle 17 tra le due sue seguitrici. Ai 3 campanili infatti si sfidano Athletic e Rivarolese. Dopo i primi canonici minuti di studio le due squadre provano a pungersi. La prima occasione per il San Desiderio al 7° minuto. Biello si smarca in area e punta al secondo palo, il tiro è di poco fuori. Azione fotocopia 7 minuti dopo, stavolta però i gialloblu provano l'assist su cui si avventa sempre Biello, sfortunato anche in questo caso. La prima segnatura va però ai biancorossi, qui in tenuta verde da trasferta, punizione al limite di cui si incarica Mosto. Il bomber della Vol Fontanabuona conferma ancora una volta di essere implacabile sui calci piazzati e infila la sfera alle spalle del portiere, portando a 12 gol segnati in campionato. Moconesi in vantaggio dopo 16 minuti dal fischio d'inizio. La gara si calma e tende ad appiattirsi senza altre occasioni degne di nota. Al 40° cross in area da punizione, nel mucchio né difensori né attaccanti riescono ad arrivare al pallone, così il cross diventa un tiro, ma Raggio Garibaldi è attento e blocca la sfera. Pieno recupero, i padroni di casa potrebbero tornare negli spogliatoi col punteggio ristabilito. Su un pallone deviato dal palo Pirini si avventa sulla sfera e insacca, il secondo assistente però alza la bandierina rilevandone la posizione irregolare. Gol annullato. Finisce qui la prima frazione, il Moconesi in vantaggio di 1-0. Per il montaggio di Mattia Ciafardo andiamo con le immagini al secondo tempo, che si giocherà senza pioggia grazie ad una piccola tregua del meteo. I primi 25 minuti non sono esaltanti, le due compagini si annullano e la gara ne risente, vivendo solo di piccoli sussulti su azioni individuali. D'improvviso però il Moconesi trova il raddoppio, sempre grazie al proprio uomo bandiera. Mosto, imbeccato bene, si coordina e conclude a rete cercando il legno più distante. Leone non può nulla, Moconesi ora più sicuro del risultato. Seconda frazione molto fisica, le due squadre sembrano accontentarsi del risultato, ma al secondo minuto di recupero clamoroso calo di tensione per gli ospiti, che concedono a Fabiano di correre su tutta la fascia e servire Fassone lasciato solo. Il capitano del San Desiderio a porta vuota non sbaglia e accorcia le distanze. Pochi secondi da giocare ma i gialloblu ci credono. Finisce però dopo un solo minuto la sfida, 1-2 per il Moconesi. Il Moconesi passa in casa del San Desiderio e guadagna altri 3 punti preziosi nella corsa per la promozione.